Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere qui con me il dottor Fausto Schenardi, medico odontoiatra. Buongiorno, dottor Schenardi. Buongiorno a voi. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, dei nostri denti, della salute dei nostri denti. Dottor Schenardi, ci dica una cosa. Cosa c'è di nuovo nel campo dell'odontoiatria oggi? Le nuove tecnologie. Oggi con le nuove tecnologie siamo riusciti a fare dei passi avanti importanti, soprattutto per migliorare la qualità delle nostre prestazioni e vorrei sottolineare in questa prima fase la possibilità di fare diagnosi precoce soprattutto, e per questo cito inizialmente quella che chiamiamo la lampada a luce fluorescente, che è una lampada che consente attraverso una certa lunghezza d'onda di visualizzare, di penetrare gli strati dell'epidermide e quindi andare a individuare lesioni del cavo orale, quindi non stiamo parlando di denti, ma stiamo parlando dei tessuti molli che circondano il dente, quindi la gengiva, le guance, il pavimento della lingua, il palato, e quindi di andare a individuare lesioni che a occhio nudo non sono visibili, e quindi questo ci consente di individuare anticipatamente la lesione, poterla distinguere e eventualmente, se sospetta, poter inviare il paziente al reparto di competenza per poter fare un esame, un prelievo e un esame istologico, e quindi fare una diagnosi precoce, per esempio, dei tumori del cavo orale, che sono una patologia emergente che è importante e che salva una vita soprattutto. Quindi uno strumento semplice, la lampada a fluorescenza, ma che ci consente di fare una diagnosi importante. Questa è una, per esempio, delle tecnologie. Poi ce ne sono altre, e parliamo sempre di prevenzione in questo caso, e quindi cito per esempio la telecamera intraorale, che esiste già da molti anni, però adesso ha raggiunto dei livelli di sofisticazione tali per cui con questa telecamera possiamo mostrare al paziente con immagini su un video che gli sta davanti ad altissima risoluzione degli strati della placca batterica, addirittura con delle scale di colori differenti, e che possono quindi motivare e insegnare al paziente quello che ha in bocca e motivarlo quindi poi a un'igiene sia professionale sia domiciliare più corretta intanto. Un altro strumento molto importante che si chiama Diagnocam e che non deve mancare in uno studio è una specie di telecamera, ma si avvale di un fascio di luce laser che viene proiettato attraverso il dente, rimbalza sul dente come fosse un ecografo e viene letto da una telecamera che mostra l'immagine nel video e ci mostra l'interno del dente. Questa immagine ci dirà dov'è la carie, quanto grande è, e ci consente di conseguenza di fare una diagnosi precoce e un intervento minimo e minimamente invasivo sul dente. Evitiamo così di rimandare il paziente a casa dicendogli non hai niente, è tutto ok, perché visivamente non le vediamo queste lesioni, e siamo in grado invece di anticipare l'evento. Questo è un risparmio per il paziente in termini economici, perché non dovrà fare un intervento più importante dopo,
devitalizzando il dente, facendo degli interventi più importanti, ma facendo una semplice otturazione e risparmiando anche il tessuto dentale, avendo quindi un'azione poco invasiva di fatto sul dente. E questo è un altro strumento che utilizziamo di routine in tutte le visite di controllo, per esempio. Un altro strumento che vorrei sottolineare, perché ci ha dato una mano per lavorare sempre meglio, è il laser. Il laser meriterebbe di suo una trasmissione a parte, però cito qui solamente il laser diodo in questa giornata. Il laser diodo, che è un laser con una lunghezza d'onda tale che viene definito un laser termico. Ha moltissime possibilità di uso questo laser, ma io voglio citare solo quella che viene definito il trattamento della malattia gengivale laser assistito. Quindi vuol dire che noi con la fibra laser passiamo attraverso la tasca gengivale e determiniamo una distruzione della carica batterica e una biostimolazione, quindi una stimolazione della formazione di nuovo collagene con un nuovo attacco, creando un nuovo attacco gengivale. Questo serve, è uno strumento che ci ha dato la possibilità di migliorare la qualità della stessa igiene professionale, che non è più un'igiene solo meccanica con l'utilizzo degli strumenti manuali e ultrasonici, ma con l'utilizzo del laser diamo qualcosa in più e quindi creiamo una migliore guarigione dei tessuti. Questi, per esempio, sono alcune delle tecnologie. Così, da non addetta ai mestieri, però mi capita spesso di sentire che le persone hanno problemi gengivali. È in aumento questo discorso, visto che adesso... E il problema della malattia gengivale, direi che più che in aumento è in aumento la diagnosi, e quindi abbiamo la possibilità, attraverso una migliore conoscenza e degli strumenti di maggiore qualità, di poter fare diagnosi di malattia parodontale e quindi di intervenire più correttamente. Ma direi che mediamente il 50% della popolazione soffre della cosiddetta malattia gengivale. E adesso però ci spieghi, ovviamente igiene fatto dal dentista, ma a casa cosa dobbiamo fare? Quali sono le regole per mantenere sani i nostri denti e le nostre gengive? Beh, la prevenzione passa attraverso, sì, detto già quello che si deve fare, quindi visita professionale dal dentista che attraverso i suoi strumenti può fare diagnosi precoce. Detto questo, a casa il paziente utilizzerà gli stessi strumenti di sempre, che sono lo spazzolino manuale piuttosto che quello elettrico, il filo interdentale, che è un presidio che esiste da sempre praticamente, ma che è ancora poco usato e che invece andrebbe usato moltissimo. E io a questo proposito aggiungerei qualcosina in più, perché questi sono i presidi di sempre. Io aggiungerei qualcosa che riguarda la dieta, perché in fondo i batteri del cavo orale si orientano in un senso o nell'altro a seconda del pH che abbiamo nella bocca, e quindi l'equilibrio acido-base diventa una discriminante importante per la malattia, sia la malattia che porta alla carie, sia la malattia e quindi i batteri che sono orientati alla malattia gengivale, quindi alle parodontiti cosiddette. E quindi siccome tendenzialmente la nostra alimentazione è un'alimentazione tendenzialmente acida e quindi sfavorevole, perché va a nutrire i batteri della placca, io consiglierei di spostare l'alimentazione verso un'alimentazione più alcalina. Mi fermo qui perché si aprirebbe una discussione troppo ampia per parlare di alimentazione, quindi per adesso è solo un input che do: alimentazione alcalina. Quindi, oltre a questo, fermo restando che
possibilmente lavarsi i denti ogni qualvolta si mangia, cioè a pranzo, a cena, al mattino, il più possibile tenerli puliti. Appunto, abbiamo capito che sia per la salute della bocca in genere che dei nostri denti. Adesso parliamo di una cosa un po' così, perché tutti hanno, non voglio dire terrore, ma tanto timore di fronte al dentista. Cosa possiamo fare per superare queste paure? E soprattutto anche nei bimbi, per abituarli ad avere un'igiene orale buona e i denti buoni. La paura del dentista è una paura che è strutturata, almeno se parliamo di odontofobia, è una paura strutturata, è una paura codificata da manuale della psicologia, quindi una paura già conosciuta, ma è una paura che spesso è sottovalutata anche dal professionista, dal dentista, che non conoscendola bene non sa come affrontarla. In realtà oggi io ho avuto la fortuna di formarmi attraverso un master a Padova con il professor Manani, che è il master di sedazione cosciente d'emergenza, e faccio parte dell'AISOD, che è l'Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri, che è rivolta proprio ai pazienti che hanno paura e che sono molto ansiosi, perché grazie a questa formazione ho imparato a conoscere l'ansia e a gestirla. Noi la misuriamo, infatti, abbiamo delle scale di misurazione facendo dei test che sono molto semplici, per cui possiamo misurare l'ansia del paziente quando viene in studio, e da lì poi, attraverso una comunicazione corretta con il paziente, possiamo già migliorare il suo stato ansioso. Si chiama iatrosedazione, cioè sono tutte quelle tecniche di comunicazione che passano dalla PNL, quindi programmazione neurolinguistica, fino a tecniche di ipnosi anche, e che servono a condizionare, a ridurre, a contenere l'ansia del paziente. Da qui poi si passa a tecniche di farmacosedazione, che sono tecniche che vanno dall'uso del protossido d'azoto, che è una macchina che attraverso una mascherina nasale consente di respirare un gas, cosiddetto gas esilarante, che consente di suo già di ridurre l'ansia e di mettere il paziente in una condizione di maggiore tranquillità, amplificando l'idea dello spazio-tempo, quindi è come se il paziente perdesse la percezione del tempo e quindi si sentisse in un ambiente ovattato in cui sta bene, e è come se dicesse al dentista: tu fai pure, che tanto a me non interessa quello che stai facendo perché io sto bene così. Questo è il protossido d'azoto, di cui poi potremo approfondire. E poi c'è anche la sedazione endovenosa, che è una titolazione di alcuni farmaci che inseriamo attraverso una vena, che sono delle benzodiazepine, che secondo un protocollo ben preciso ci consentono al paziente di essere messo in totale sicurezza e in totale ansiolisi, quindi sciogliere completamente l'ansia, sempre in situazione di assoluta coscienza. Tutto questo è possibile anche con i bimbi, mi pare di capire. Assolutamente, cioè con i bimbi è proprio il campo di elezione della macchina del protossido d'azoto, è proprio quello dei bambini, anche se si usa con tutti gli adulti, però col bambino che non ha filtri, e quindi è possibile addirittura aumentare il dosaggio del protossido d'azoto e il bambino dimentica la sua paura e ci consente di affrontare le cure. Vedo molti bambini che hanno questa difficoltà, infatti. Sì, che poi io faccio parte di quelli terrorizzati dal dentista, lei lo sa, che poi alla fin fine non fa male, perché sì, è un po' la punturina, l'anestesia, ma poi non senti male dal dentista, quindi non si capisce perché questa paura. Vabbè.
Ascolti, parliamo un po', poi io le chiederò la sua disponibilità magari a trattare degli argomenti e approfondire perché l'argomento è interessantissimo, però parliamo anche di una cosa un po' più frivola intanto e visto che oggi teniamo all'aspetto estetico, in questo campo cosa c'è di interessante? Perché noi tutti sentiamo parlare di sbiancamento, ma non è la sola cosa. Ci dice cosa c'è, cosa possiamo fare per rendere bella anche la nostra bocca? Allora, da questo punto di vista io mi sento di dire che prima di tutto è un po' una premessa, ma è secondo me imprescindibile. Estetica e prima di tutto funzione, per cui avere una corretta masticazione, un corretto allineamento dei denti, quindi eventualmente fare dell'ortodonzia, che significa spostare i denti e metterli in un asse corretto di masticazione, o sostituire quelli che mancano, avere un appoggio corretto e delle gengive sane, questa quindi funzione corretta si traduce anche in un'estetica soddisfacente sia per il paziente che per il dentista che le esegue. Le tecniche tradizionali, quelle che il paziente percepisce invece tradizionalmente come estetica, sono quelle che partono dallo sbiancamento dei denti naturali, con tecniche che sono sia professionali, quindi in studio, in un'oretta in studio è possibile eseguire uno sbiancamento molto soddisfacente, o in alternativa con delle mascherine che vengono consegnate al paziente a domicilio e per una quindicina di giorni applica il prodotto in casa per la notte e può ottenere lo stesso tipo di sbiancamento, quindi le tecniche sono miste anche, però questa è una delle tecniche diciamo più diffuse, più conosciute dai pazienti, più di soddisfazione. Esistono le faccette, che sono delle lamine, delle sottilissime lamine di ceramica, che richiedono quindi una preparazione minima del dente, un'asportazione quindi abbastanza conservativa, e che vanno a sostituire, quindi possono essere indirizzate a quei pazienti che hanno delle forti discromie, quindi alterazioni di colore molto importanti che con lo sbiancamento non si riesce a modificare, oppure servono anche a modificare una forma, quello che noi chiamiamo il gummy smile. Noi facciamo uno studio che precede la preparazione di queste faccette e attraverso questo studio possiamo già impostare una linea del sorriso più corretta, possiamo mostrarla al paziente e dopo una sua accettazione possiamo procedere con la preparazione delle faccette che vengono incollate quindi sui denti. Estetica vuol dire anche poi l'uso di materiali che noi chiamiamo metal free, quindi senza metalli scuri, metalli tossici, quindi eliminazione per esempio delle amalgame, delle vecchie amalgame d'argento che venivano utilizzate e sostituite con materiali bianchi, l'utilizzo di ceramiche senza metalli, quindi bianche integralmente, e naturalmente io parlo sempre di gengiva sana, perché la gengiva sana vuol dire estetica. Dottore, è stato un dialogo molto interessante. Lei mi ha già promesso prima che verrà ancora e così approfondiremo questi argomenti magari uno alla volta e andremo a svilupparli bene, così anche le persone a casa sapranno meglio come approcciare il dentista, come andare sereno dal dentista, se è possibile. Ok, per oggi abbiamo finito. Carmen Morandin vi auguro ancora una buona giornata e saluta il dottor Fausto Schenardi. Buongiorno, Grazie, dottore. arrivederci. Avete ascoltato Incontro con un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.